Cavalleria Pozzuolo del Friuli. Stendardi dei reggimenti Genova Cavalleria IV e Lancieri di Novara V, fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, squadrone di formazione, pronti per la rassegna. Prima di tutto, e ritengo prima di tutto ispirazione morale. Pozzuolo è una pietra miliare della lunga storia di coraggio e di valore dell'arma di cavalleria. Amor di patria, slancio, generosità, coraggio, spirito di sacrificio, disciplina intimamente vissuta, alto senso del dovere. Sono i valori che hanno ispirato i cavalieri di ieri e che oggi sono il riferimento per tutti i soldati della Brigata Pozzuolo del Friuli. Pozzuolo è la forza che deve animare ognuno di noi nei momenti difficili, la disponibilità al sacrificio personale per il bene altrui, la capacità di eseguire ordini senza esitazione, certi della necessità di assolvere il compito ricevuto e fiduciosi del proprio comandante. Pozzuolo è lo spirito di corpo, è la fratellanza al di là del grado di vestito, è l'esempio. Senza tutto questo le cariche di cavalleria ci sarebbero state. Oggi la Brigata Pozzuolo è profondamente cambiata in termini di capacità, ma sempre sorretta dalla storia e dalle tradizioni di chi ci ha preceduto. Una brigata che si pregia infatti di avere tra le fila non solo cavalieri, ma anche artiglieri, guazzatori, lagunari e specialisti del supporto logistico, in grado di operare in tutti i nuovi scenari operativi e che, mantenendo fede allo slancio della cavalleria, gettano oggi all'unisono il cuore oltre l'ostacolo, oltre le nuove sfide, acquisendo nuove capacità che caratterizzeranno anche di più la già alta connotazione anfibia della grande unità. Dell'Università di Pozzuolo del Friuli, e ai sindaci oggi presenti, a Sua Eccellenza il Prefetto di Gorizia, al Dottor Raffaele Ricciati, al Questore di Gorizia, Dottor Paolo Cremonti. Ringrazio per la presenza dei gonfaloni del Comune di Pozzuolo, del Friuli, del Comune di Palmanova, del Comune di Corroglio e tutti i cittadini di Pozzuolo, le associazioni d'arma presenti, i rappresentanti dell'Associazione Nazionale dell'Arma e Cavalleria qui oggi con il suo medagliere e con il Presidente nazionale generale Corpo d'Armata Paolo Giovanetti, l'Associazione Nazionale Carristi e tutti gli ufficiali, sottufficiali e volontari della Brigata di Pozzuolo del Friuli. Grazie per essere con noi qui oggi in questa importante commemorazione. Ed ora, in memoria delle eroiche gesta dei cavalieri caduti, al comandante di Genova Cavalleria IV, custode dello stendardo del glorioso reggimento Genova Cavalleria, nonché nato e professionalmente cresciuto nelle tradizioni di cavalleria nelle quali ogni cavaliere intimamente e profondamente si riconosce, ordino di revocare la carica. Reparto a te.
finalmente con me, come un tempo, a cavallo! di amore al sacrificio, a difesa di Dio, della patria e dei deboli, dona a noi cavalieri di imitarne virtù. Fa che come lui e senza timore professiamo sempre e dovunque la nostra fede e fedeli al giuramento quando il cuore oltre le difficoltà e i pericoli all'ombra dell'estellato serviamo di risultati unite e di cuore la nostra patria. Fa che nella nostra vita fulgine e brillino la fede, la lealtà, la cortesia, la generosità, la signorilità e l'onore, quelle caratteristiche che, inconfondibili, abbiamo ereditato dai nostri eroi. Concedi che la fedeltà a questi ideali ci sia un giorno a giusto titolo per cingere la loro della gloria e della celeste felicità. Amen.
Riposo! Viaggio! Gancio! Avanti, linea di fianco!